Domani l'autopsia sul corpo di Marta Lazzarin, la 34enne di Giavera del Montello morta nella 27ª settimana di gestazione all'ospedale di Bassano. Mercoledì le ispezioni previste dal Ministero. Intanto sono 5 gli iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Vicenza. La giovane era entrata in ospedale con febbre alta e perdite di liquido amniotico. Iniziate le contrazioni era aspirata mentre cercava di espellere il bimbo che, secondo il monitoraggio, era morto da almeno 2 giorni. Arresto per resistenza e violenza pubblica ufficiale e denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere, un coltello a serramanico di 13 cm, lesioni e ingiurie aggravate nei confronti di 2 giovani marocchini, uno schiaffeggiato e l'altro preso a testate davanti al kebab di Corso del Popolo, dopo averli invitati a rientrare nel loro paese d'origine. A fermare un 27enne trevigiano in evidente stato di ebbrezza ci hanno pensato le manette della polizia. Il riscaldamento non funziona e i pazienti si ricevono al freddo. Un guasto alla caldaia ha creato qualche disagio, ma non ha interrotto i servizi, tra cui il poliambulatorio e il punto di primo intervento alla sede distrettuale dell'Ulsotto di Crespano del Grappa. Il guasto è stato poi riparato. Irrompe nella casa della madre 82enne, nella quale gli era stato proibito di rientrare con un provvedimento di allontanamento, tenta di aggredirle la minaccia di morte. La polizia ha arrestato un 40enne di Treviso dopo che il fratello e una vicina di casa avevano tentato inutilmente di calmarlo. Per la donna un ricovero in ospedale con una prognosi di 4 giorni.